Perché lei sa che sulla strada di là, prima di arrivare a Quinto, c'è un monumento a partigiani che hanno ammazzato dei partigiani. Io vorrei dire una bestemmia, non erano partigiani. Cos'era? Pagliacci. Pagliacci, perché due persone si permettono di fermare due tedeschi in avascoperta che erano in bicicletta, in avascoperta perché dovevano passare il paese. C'era una compagnia che andava a Padova per riunirsi al gruppo, perché se c'è una resa, finché sono in gruppo è tutto a posto. Uno solo va a rischio e rimettici a pelle. Dunque, questo gruppo andava a Padova. Questi due escano fuori, halt, questi tedeschi si fermano, è tutto. Loro gli levano le armi, gli danno 2 pedate ciascuno e li rimandano indietro. Li rimandano indietro. Cosa succede? Arrivano al grosso e dicono così e così e non si passa. Viene avanti un autoblindo, quest'altri gli fanno halt, autoblindo ha fatti fuori e sono passati. E quelli sono partigiani. Gli ultimi giorni tutti partigiani erano. Sono venuti anche da me, dai gli ora di sotto fuori, no, basta. Mi vado a casa, passato l'americani, mi vado a casa. È chiuso. Ci avevo già rimesso io un fratello in guerra e basta.